ancora una volta, fortunatamente, con orgoglio, ospitiamo il Consiglio regionale, conferenza stampa di un'iniziativa che parla non solo di sport, ma parla anche di inclusione, socialità e avvicinamento di chi soffre di una malattia. E questa iniziativa, che prenderà parte dal 20 al 25 luglio, non è una testimonianza plastica, nel senso che grazie all'impegno di questa associazione si mettono assieme non solo le vite e la quotidianità di chi soffre questa malattia, ma anche di tutte le persone che a vario titolo sono coinvolte nella malattia, ad esempio di familiari, amici, colleghi, ex colleghi di lavoro, questo per costruire comunità, questo per costruire socialità, ma soprattutto per dire al mondo intero: guardate che esiste anche la nostra realtà, quindi copiateci se è necessario, se voi ritenete necessario, ma soprattutto continuate a supportarci e a darci ascolto. L'obiettivo della nostra associazione è di portare un messaggio alle comunità in cui ci fermiamo e attraversiamo durante il nostro percorso. Il messaggio è quello di dare un punto di speranza non solo per l'ammalato, ma anche per le famiglie, che sono parte integrale in questa malattia. Sono delle persone che hanno, diciamo, tra virgolette, la possibilità di alleviare quella che è la sofferenza delle persone con il Parkinson. E questo attraverso l'attività sportiva. Sì, attraverso l'attività sportiva, che noi predichiamo più volte, dire che questo farmaco che non troviamo in farmacia, lo troviamo veramente nei nostri cuori, non è controindicazioni, non c'è il bugiardino che ci dice cosa dobbiamo prendere, più lo prendiamo meglio stiamo. E questo attraverso la socializzazione, l'integrazione e l'inclusione, ecco. L'attività fisica, è stato sottolineato in tutti gli interventi, è fondamentale per la nostra malattia, perché è provato scientificamente che facendo attività fisica c'è un rilascio di dopamina, che è la parte che nella malattia di Parkinson manca, che dobbiamo assumere. Questo vuol dire che l'attività fisica ci permette di non introdurre il farmaco, ma avere la dopamina in modo naturale. Quindi questa è un dato di fatto non importante, fondamentale. L'altra parte importante è che la Regione Veneto su questo sta lavorando molto e sta integrando e lavorando molto perché l'attività fisica adattata e non sia parte integrante del supporto e di tutto il piano diagnostico terapeutico alla malattia, proprio la presa in carico. E questo è fondamentale. In effetti il Veneto è l'unico che ha un piano preventivo diagnostico sulla malattia di Parkinson, quindi ha previsto che ci sia una prevenzione con l'attività fisica adattata, e questo fa onore al Veneto, fa onore al lavoro che si sta facendo, e speriamo che sia proprio di buon auspicio anche per la ricerca scientifica e per tutto quello che si sta facendo. Abbiamo l'Università di Padova che sta lavorando proprio su questo. In questi giorni c'è stata proprio una pubblicazione anche del dottor Daniele Volpe proprio sui risultati che si hanno con l'attività fisica e tutto quello che è inerente alla socialità, allo stare insieme, perché, come è stato precisato più volte, il fatto di stare insieme fa la differenza, la socialità è la differenza.